Aspetta. Puoi andare. Benvenuti in questa partita tra Como Yucamo Piunchi. Perricone. Cardella, improvvisato portiere. Ora Cardella va da Perricone. Sami. Cardella. Sami. Ancora di sinistro va da Scafidi. Però palla recuperata dai Piunchi. Cernigliaro. Bellanca. Allarga da Viola. Mariano non ci arriva, allora è rimessa laterale per il Como Yucamo. Battuta velocemente da Perricone. Voturo. Sì, Cardella. Palla di Scafidi. Cardella. Voturo. Sami. Cerca di passare Sami, dribbling ancora. Sami viene chiuso da Di Mariano. Allora Cernigliaro, porta libera. Gioca 1, 2. Palla lunga di Bellanca per Viola, non ci arriva. Allora Cardella batte velocemente, va da Sami. Di Mariano combatte su questo pallone, ci arriva, la tiene ancora in campo. Ancora Sami. 1-2, ma non va a chiudersi totalmente, manco inizia. Allora Vuturo, Cardella si rischia un pochino ed è rimessa laterale per Como Yucamo. Cardella va da Vuturo che aggancia, ancora Vuturo. Cernigliaro va a riprendere il pallone e ricomincia il gioco dei Piunchi con Bellanca per Di Cara, va da Viola, c'è sempre Lucia davanti. Palla lunga. Bellanca avanza, va da Viola che stoppa, cerca di girarsi, ci riesce ancora Viola, non c'è fallo. Ora c'è step on foot ed è calcio di punizione per il Como Yucamo. Cardella va forte da Scafidi. Cernigliaro cerca di passare ancora, Cernigliaro ci riesce, Cernigliaro per Viola, si divora il gol dell'1-0. Cardella va per Viola, lanciato a Di Mariano, super dribbling di Di Mariano, ancora Di Mariano, lo prova, murato da Cardella, il portiere improvvisato stasera lo chiameremo. Allora Cernigliaro, va ancora Cernigliaro per Cernigliaro per Di Mariano, Cardella esce, c'è calcio di punizione. Ecco è qui. Vuturo va da Sami, Mancino cerca di passare, Bellanca va a chiudere ed è palla battuta. Cernigliaro va da Piunchi per Viola. Perricone pressato da Viola che non commette fallo ancora. Cardella, Perricone, Cernigliaro scarica da Bellanca, Sami intercetta, Scafidi cerca di passare. Allora Sami può andare, Sami sterza ancora, Sami, gran parata di Di Cara.
Ancora Cernigliaro, c'è fallo. Uno. Fischio io. Alla battuta di Mariano. Lo prova, palla che scende. Prende forse pure un effetto strano. Futuro. Vede l'incidente di Scafidi, ma non viene servito troppo tardi. Perricone. Cardella. Va da Scafidi. Anticipato da Viola. Ancora Scafidi, lo prova per il secondo. Palla fuori per Cardella. E va in rimessa laterale. Voturo. Palla per Sami che non lo prova adesso Murato. Allora Scafidi, dribbling, Bellanca, arriva Viola. Cardella. Sami. Va da Vuturo. Ancora Vuturo di cara. Allora Scafidi. Va ancora da Vuturo che lo prova, però c'è Sami davanti che gli blocca il tiro. Allora Cernigliaro può andare in velocità, super velocità di Cernigliaro. Cernigliaro! Cardella. Allora può partire il contropiede dei Comogliucamo con Scafidi. Sami viene intercettato da Di Cara, anzi da Di Mariano. Ancora Sami cerca di passare. Ed è rimessa laterale per i Piunchi. Bellanca allarga Cernigliaro. Cernigliaro allarga da Bellanca, non lo prova, sterza, si accentra Cardella. Ancora super parate del numero 47. Palla che va in rimessa laterale per il Comogliucamo con Cardella. Allarga da Sami. Pressato ancora Sami, c'è calcio di punizione. Batte velocemente Sami per Cardella. Scafidi. Va centralmente da Vuturo che non aggancia perfettamente. Allora Cernigliaro va a partire in velocità. Cernigliaro. Ancora Kevin Cernigliaro. Cernigliaro! Palo dopo il tocco di Cardella. Ora Cernigliaro riesce a passare, ancora Cernigliaro. Ed è calcio d'angolo. Al momento infermabile il numero 11, il secondo numero 11 dei Piunchi. Ancora palla dentro. Viene intercettato, allora Viola può andare, Viola! Viene Mura, anzi sbaglia il tiro. Ora palla intercettata. Viola! Ed è calcio d'angolo, va a parere di gara. Viola vede l'inserimento, ma non lo serve, va da Cardella. Forte da Viola di testa. Non insacca in porta, prende la rete laterale della porta. Palla lunga. Lo vuoi da me? Time out chiesto dal Comogliucamo.
Allora, si ricomincia così dopo il timeout chiesto dai Yukamu. Viole, Sami per Vuturo. Scafidi di tacco per Vuturo che aggancia del rimessa laterale. Scafidi. Vuturo. Ancora Scafidi che se la porta. Scafidi dentro per Cardella. Che la prende di gamba, di coscia, non riesce a insaccare. Allora può andare Cernigliaro. Vede l'inserimento del numero 7. Ma che non continua la corsa, si ferma addirittura. Vuturo. Sami. Ancora Sami cerca di passare, viene anticipato. Allora Cernigliaro, ancora Sami. Cardella. Sami. Cardella. Cerca di passare in qualche modo con puntando l'uomo. Allora ancora Cardella. Supera Bellanca, ancora Cardella. Lo prova di sinistro, tiro debole di Carapara. Allora Cernigliaro se la può mandare. Ah, c'è Sami. Ora Vuturo va per Scafidi di Cara. La tocca per ultimo il numero 10 ed è rimessa dal fondo per i Piunchi. Scafidi, fatta velocemente. Cernigliaro. Va forte Scafidi, però c'è Di Mariano. Va da Bellanca, ancora palla. Allora qua c'è il tiro di Vitrano. Se non c'è l'avversario sì. Sami. Cardella. Allarga perfettamente la Vuturo che va centralmente. Allora Di Mariano per Cernigliaro che se ne può andare in velocità. Pressato da 3, gliela toglie Sami, però ancora combatte il numero 11. Sami si coordina, non lo prova, va da Scafidi per ancora Sami che si ritrova il pallone in mezzo ai piedi, non può girarsi per provare il tiro, si gira adesso, allora Sami! Calcio d'angolo. Batte, palla va fuori. Cardella. Ora pressato da Vitrano. Cerca di passare su Scafidi. Ancora il numero 10. Va da Cardella che aggancia perfettamente. Lo prova, palla che non scende. Ed è rimessa dal fondo. Ancora Scafidi. Si prende palla, però si è fatto male. Ora palo di Di Mariano. Allora può andare Bellanca. Bellanca viene chiuso da Sami che si riprende un attimo. Bellanca batte velocemente, però palla intercettata. Cardella cerca di passare su Cernigliaro. Ancora Cernigliaro. Bellanca va da Vitrano che può avanzare. Ora palla al piede Vitrano, cerca di passare, ci riesce ancora in qualche modo. Vitrano lo prova ed è rimessa al fondo. Vuturo per Cardella che allarga da Scafidi ed è 1 contro 1.
Scafidi si accentra, Scafidi lo prova ancora, Scafidi, murato da Vitrano. Palla per Cardella che si dimentica del pallone. Allora Di Mariano è un 2 contro 2. Ancora Di Mariano perde il pallone. Allora Sami può andare in velocità contro Di Mariano. Ancora Sami si coordina, lo prova, murato da Bellanca. Un tiro da una parte, un tiro dall'altra di rimessa laterale. E Lucia approva pure. Sami per Scafidi, cerca di passare, va, scarica da Vuturo. Ancora palla per Sami ma viene intercettato da Bellanca. Ancora Bellanca, va da Cernigliaro, non vede l'inserimento, però cerca ora l'inserimento di Di Mariano che non lo capisce. Ed è rimessa laterale. Vuturo. Cardella. Noi siamo Cernigliaro si apre in porta, Di Mariano cade però Viola prova ed è calcio d'angolo ma si fa male Di Mariano. Di Caro, Vitrano va in profondità da Viola che si gira però non la aggancia. Girgenti, Cardella, palla difficile perché è prestato da Di Mariano che riesce a uscire però sbaglia qua Vitrano. Allora Sami in qualche modo cerca di passare, Sami viene chiuso da Cernigliaro. Ancora Kevin passa ma viene messo a terra. Ha ragione, se tu l'hai detto non l'ho sentito. 18esimo circa. Vetrano per Scafidi. Balla perfetta per Cardella. 1-0 come Yucamo. E segna il numero 47. 1-0. Simone. Fischia Lucia per Viola. Avanza, va da Cernigliaro, vede l'inserimento di Mariano ma non lo serve per riscendere da Vitrano. Che va perfettamente da Di Mariano, Cernigliaro si può fare l'1-2, no? Ora viene Di Mariano e c'è il kick off glitch, ovvero l'1-1 dei Piunchi con il numero 10. 1-1. Sami per Vuturo.
Vada Scafidi, ma viene anticipato. Allora Di Mariano per Cernigliaro con lo scavetto. E c'è sempre Lucia davanti, mannaggia. Viola si accentra, lo prova, palla che si alza. Dirigenti per Buturo. Scafidi cerca di andarsene in velocità, ci riesce, ma viene chiuso da Di Cara. Io mi sono visto tutto sopra. Uno, Vitrano va a lungo perfettamente, c'è sempre Lucia che mi occupa tutta la visuale. Non ti vuoi mettere dall'altra parte, caro? Sami va perfettamente da Buturo che stoppa di faccia, quasi a farsi male. Di Mariano con un sombrero. Cernigliaro viene chiuso da Scafidi. Di Mariano lo prova, viene murato da Cardella. Allora Buturo per Scafidi, la tocca per ultimo il Comogliucamo. Di Mariano va velocemente da Viola che si accentra. Viola lo prova e il numero 11 viene a esultare in telecamera e c'è il 2-1 dei Piunchi e segna il capitano Viola. Sami va da Scafidi che allarga da Cardella, vede sul secondo palo Sami, ma preferisce andare ora da Sami che aggancia perfettamente, cerca Cardella, non ci riesce, allora Vitrano mette fuori è e rossa se la laterale, butta fuori rossa. Scafidi. Di Mariano chiama il time out e Lucia automaticamente lo dà. Si ricomincia con Cernigliaro al possesso di Mariano. Vada Cernigliaro. Punta Scafidi, lo supera in velocità, ma Scafidi ha la meglio. Ci sono accenti tutto il tuo. Ancora Scafidi, ancora Cernigliaro, però Scafidi è più duro nelle entrate, ne ha la meglio. Perricone. Scafidi. Buturo. Va da Cardella, Di Mariano mette fuori ed è rimessa laterale per i Piunchi, dato che c'è la deviazione. Cernigliaro si dimentica il pallone ed è rimessa laterale per il Comogliucamo. Buturo. Va da Vitrano, ma si fa male Cardella.
Non può fare niente. Cardella. Ancora Cardella, lo prova di cara. Para perfettamente. Vuturo dentro da Cardella, perde il pallone, allora Vitrano può andare da Cernigliaro ma preferisce temporeggiare. Vitrano lo prova, cioè la fine del primo tempo tra Piunchi e Comogliucamo. Meraviglioso. Palla. Supero. Allora Sami. Palla perfetta per Scafidi. Super dribbling. Scafidi per Cardella. Grandissimo gol dei Comogliucamo con un super gol di tacco del numero 47. Ed è subito alla ripresa il gol del 2-2 con la doppietta di Cardella. Cernigliaro per Tu fai 116 più 60. sì. A posto siamo. Avanzava 26. Di Mariano. Sami aggancia il pallone. Forse prende prima il piede di Di Mariano ed è calcio di punizione in favore dei Piunchi. Ed è in seconda, quindi bravo. Ci siamo capiti. Alla battuta il numero 10. Alla battuta Di Mariano. Scende il pallone ma anche se era seconda. Sami. Pressato Perricone da Scafidi, viene anticipato, Viola si gira, però carambole che favoriscono i Piunchi. Perricone mette fuori.
Palla che va nei piedi di Sami. Cernigliaro, ancora Sami. Ottimo per avanzamento di Sami che prova il tiro, quasi Scafidi ma se la perde. Allora va Cardella, lo prova. Viene murato da Bellanca. Che va a lungo da Di Mariano. Ancora Di Mariano, viene chiuso da Perricone. Allora qua perfettamente palla di Bellanca per Viola. Di Mariano 3-2 per i Piunchi. E quindi risultanza in camera e vanno in vantaggio i Piunchi. Perricone, Scafidi, allarga da Sami. Ora per Cardella. Palla lunga di Cernigliaro per il nessuno. Che stai facendo? Ma io ti vedo i trucchi in mano veramente. Che stai facendo? Sami, Dai alla ragazza prova. che non sono tuoi. viene chiuso. Cardella. Va da ancora Cardella. Di destro va da Sami che si accentra, anzi va sul laterale e va in calcio d'angolo. Cioè, ti posso dire di Cernigliaro. Di Mariano vede Cernigliaro solo, non riesce a non servirlo adesso, però combatte ancora su questo pallone. Cernigliaro non lo prova, preferisce andare ora da Bellanca che non lo prova, preferisce ancora andare da Cernigliaro. Ancora Cernigliaro cerca di passare, Cernigliaro si salta tutti, poi viene murato da Perricone. Cardella va a lungo da Scafidi, non c'è nessuno, va ora da Sami ed è 3-3 e quindi la pareggiano con una grandissima azione, 2 passaggi e il gol è di Sami. Poco fa era 0-0. Ce l'ho visto. Cioè, ho sentito. Cernigliaro per Di Mariano. Oh, ottima palla per Cernigliaro. Si ferma, cerca di qualcuno, la mette sul secondo palo, anzi sul primo palo. Ed è Girgenti mette in calcio d'angolo. Cernigliaro va da Di Mariano che viene chiuso da Sami con esperienza e lo prova Vitrano, anzi Barcellona. Scafidi per Sami. Ora Sami se la tiene, però cerca forse di passare, viene murato. Cardella. Avrei tipo iPad, cosa fai là dentro? Non ti capisco. Scafidi fuori da Sami. Cioè arriva perché Di Mariano non la tocca. Allora Sami cerca di passare. Viene praticamente murato da Cernigliaro e Di Mariano. Allora Bellanca allarga da Di Mariano. Vede Bellanca. Forse vuole uno scavetto. Preferisce andare da Cernigliaro che si coordina. Lo prova! Palla che va a finire rimessa laterale. Anzi dal fondo. E Lucia approva. Girgenti, Sami. Perricone. Cardella. Scafidi. Un B. Sami. Va ad esterno perfettamente da Cardella. Palla che non agguanta di cara. Di Mariano. Va alla Cernigliaro. Chiuso da Sami. Allora può andare Cardella per andare sul 4-3. Cardella. Si perde il pallone. Allora Di Mariano contro Scafidi. Cernigliaro può andare. Allora ancora Di Mariano. La tiene. Non si coordina. Palla Cernigliaro che va da
Viola! Girgenti. Palla ancora dentro. Sami combatte su questo pallone per tenerlo ancora in campo e non farlo andare in possesso dei piunchi. Ancora Sami cerca di passare, viene messo a terra. Chiuso da 2. Hanno segnato il duro. Palla di Vuturo, viene anticipato da Viola. Non va da Bellanca, preferisce allargarla ma viene persa la palla. Allora Cardella vede l'inserimento di Scafidi con uno scavetto. Palla che rimane ancora dentro il campo. Bellanca mette via. Vuturo stoppa di petto. Va da Cardella. Ancora Vuturo. Vuturo! Ancora qua palla per Scafidi che se la dimentica. Ancora Scafidi la mette fuori. Ma in realtà il calcio d'angolo indica Lucia. Palla fuori da Girgenti. Cardella. Ancora Cardella cerca di inserirsi, di accentrarci, vede Scafidi ma non lo serve. Ancora Cardella di Cara. Ancora palla per Vuturo. Scafidi la tiene in campo, ancora Scafidi la mette forte dentro ma viene murato. Allora ancora Scafidi va fuori da Sami che si potrebbe coordinare, infatti lo fa. Ancora Sami murato ed è calcio di punizione. Non ancora cominciato. Sami alla battuta. Va Sami per Scafidi dentro la Cardella, viene toccata da Di Cara, però può andare Di Mariano, esce Girgenti forte, prende pure la deviazione ed è rimessa laterale per Ikomo Yokamo. Cardella, Sami, ancora Vuturo, potrebbe provare, lo prova però fuori misura, non prende la porta. Vitrano per Bellanca che vede forse l'inserimento di Mariano ma Cernigliaro rischia. Vitrano avanza, lo prova di sinistro, palla innamorata. Sami, ancora Sami viene chiuso da Cernigliaro.
Cernigliaro si accentra, Cernigliano viene chiuso da Girgenti. Scafidi. Va allora, palla per Sami che chiede il cambio. Vetrano. Quella dei grandi. Bellanca per Cernigliaro. Lo punta ancora Cernigliaro. Cernigliaro si divora il gol del 4-3. Ora palla per Scafidi. C'è palla per Buturo che se la porta troppo avanti. Allora Di Cara batte velocemente e va da Di Mariano. Torna indietro da Cernigliaro. Palla che viene toccata da Scafidi, rimessa laterale per i Piunti. Cernigliaro. Cernigliaro traversa. Allora partire il contropiede dei Comogliucamo con Cardella che viene bloccato da Vitrano. Tunnel ed è fallo del numero 7. Si riprende così con il fair play della palla ridata. Cernigliaro va da Viola che non c'è fallo perché cade da sola. Ancora Viola si accentra, va da Di Mariano. Ancora Di Mariano cerca di passare. Di Mariano murato da Perricone ed è calcio d'angolo. Ora Cernigliaro batte velocemente Di Mariano, va in scivolata e serve la rimessa dal fondo per Girgenti. Girgenti va a lungo, ma palla che non va nei piedi di nessuno. Di Mariano 5, 7, 8, no? Del genere. Stai calmo con mio cognato, ok? Ora palla in profondità per Viola. Girgenti. Quanto pare è calcio d'angolo. Alla battuta da Viola, veloce da Cernigliaro, però Cardella anticipa e può andare, vede solo Scafidi, ma la tiene ancora in campo. Ancora Cardella, cerca di passare, viene murato da Di Mariano. Cardella va fuori da Buturo, ancora il numero 47. Va da Buturo, forte dentro per Scafidi. Del rimessa laterale. Perricone, Cardella. Va da Scafidi, anticipato da Vitrano. Girgenti, Buturo, Perricone. Va perfettamente da Scafidi che cerca di passare per riscendere da Perricone. Ancora Perricone, supera pure Viola. Perricone supera, cerca di superare ancora. Il tiro va nelle mani di Di Cara. Di Mariano la tiene ancora in campo. Va da Cernigliaro. Ancora Cernigliaro in velocità. Cernigliaro serve. Vitrano. Girgenti, rimessa laterale.
Di Mariano lo prova, murato da Perricone ed è rimessa laterale per i Piunchi. Vabbè, qua almeno sta finendo. Però sempre all'est. Cernigliaro imbucata per Di Mariano. Esce Girgenti ed è calcio d'angolo per i Piunchi. Un bis e mezzo. Cernigliaro intercettato da Vuturo. Me ne vado cambio campo. Di Mariano, Cernigliaro. Ora Vitrano lo prova. È un tocco del rimessa laterale per il Como Iocamo. Alla battuta Vitrano, va da Perricone. Cardella di tacco per Scafidi che se la porta, ancora Scafidi, esce Di Cara, ancora Scafidi, super parata di Vitrano che poi insacca Vuturo ed è 4-3 per il Como Iocamo. La ribaltano da 3-2 a 4-3 e segna Vuturo. Viola. Serve un guizzo e lo prova. Servono tutte le qualità dei Piunchi per pareggiarla. Allora Vuturo va ad esterno da Scafidi che viene intercettato il pallone dalla Cernigliaro. Cernigliaro se la porta sul lungo, quasi a farsi male ed è calcio d'angolo in favore dei Piunchi. Cernigliaro batte velocemente, Scafidi anticipa, alza il pallone, va da Sami che se la tiene, ancora Sami, alla meglio Di Mariano, cerca di passare Sami in qualche modo ed è rimessa laterale per i Piunchi, battuta velocemente Viola che va da Cernigliaro. Il numero 11 può puntare Cardella, alla meglio Cernigliaro, Girgenti. Allora può partire il contropiede dei Como Iocamo con Cardella che può andare alla ricerca della tripletta, non ci riesce perché arriva un Cernigliaro che l'anticipa ed è rimessa laterale per i Piunchi. Vitrano batte velocemente la Cernigliaro che va da Viola, doppietta del capitano, 4-4. Come avevo detto, tutte le qualità dei Piunchi le hanno messe ora in atto e segna il capitano. 4-4, Viola. Dice c'è il giallo, se lì. No. Palla che va da Di Mariano. Ancora Di Mariano ad esterno, Sami capisce. Allora supera Di Mariano, ancora Sami. Ancora Sami mette a sedere Viola. Sami per Cardella, Di Cara. Ed è rimessa laterale. Scafidi cerca, viene murato, allora Cernigliaro può partire in velocità, si fa male, non c'è, prende palla, allora Vuturo va da Cardella, ancora Scafidi, mette Viola ancora a terra, Scafidi per Vuturo, per Sami, Di Cara, palla ancora dentro, ancora Sami, cerca di superare Cernigliaro, ma si riprende la palla numero 11, va da Di Mariano che è solo, ancora Di Mariano, si divora il gol del 5-4, ma cosa stiamo vedendo in questi ultimi minuti? Cardella va a lungo da Sami, anticipato da Viola, vede Bellanca, viene anticipato, ancora Viola che lo potrebbe provare, Viola! Cardella va da Sami, la tiene, vede la sovrapposizione, non lo serve, si accentra, la serve adesso per Cardella, palo, ennesimo palo del numero 47, allora va da Bellanca, Di Mariano ed è un 3 contro 1, Di Mariano perde il pallone, va da Bellanca per Viola, tripletta del numero 11 e la ribaltano nuovamente i Piunchi. 5-4, tripletta del capitano Viola.
Manca pochissimo. Allora Scafidi batte, intercetta Cernigliaro. Scafidi per Sami. Si accentrano per uscire dalla Vuturo. Quasi una palla brutta. Allora Cardella supera Vitrano ma commette fallo il numero 7 ed è calcio di punizione per i Como Yucamo. Se no vieni, Non chiama a distanza, la chiama adesso. Anzi, batte velocemente, va da Sami. Aggancio quasi perfetto per ricendersi la rimessa laterale. Batte velocemente Vuturo. Divore con il 5-5. Di Cara va veloce da Di Mariano. Arriva Scafidi a tutta velocità. Serve Cernigliaro. Ed è calcio di punizione per retropassaggio di Vuturo. Lo giudica così Lucia. Ed è calcio di punizione in diretta a 2. Batte velocemente Di Mariano per Cernigliaro. Ed è 6-4 per i Piunchi, perché non ha chiamato la distanza. E quindi i Como Yucamo vanno a -2. Cardella per Ricone. Va da Cardella. Ora Vitrano, c'è calcio di punizione. Siamo al quarto fallo. Cardella per Ricone. Va profondo da Vuturo. Non allarga, cerca di andarsene Vuturo, lo prova. Manca un minuto alla fine. Perricone fuori da Scafidi, murato da Bellanca, rimessa laterale, soffrono i Piunchi dopo un secondo tempo perfetto. Ora palla di Cardella, cerca di passare Cardella, esce Di Cara ma Bellanca mette in calcio d'angolo. Battuta veloce, la tocca Di Cara ed è calcio d'angolo nuovamente per i Como Yucamo. Palla fuori da Perricone, va da Cardella. Ora Cardella cerca di passare, allora Di Mariano, ed è sempre un 3 contro 1, ancora Di Mariano si dimentica il pallone e segna il numero 9 Bellanca ed è 7-4 e finisce così.